Nel 2017 il 24% dei quasi 280.000 operatori biologici europei, cresciuti del 55% in 10 anni, erano italiani, 1 su 4. Nel Veneto 2.516, dove, a partire dal 2010, il loro numero è più che raddoppiato. Tuttavia, la diffusione del biologico sembra essere ancora limitata. In Italia il 5,6% del totale delle aziende è biologica, dato comunque superiore alla media europea, pari al 2,8%, più sotto il Veneto, con solo il 2,5%. La superficie biologica nella UE è sui 12 milioni di ettari, in testa la Spagna con il 17%, seguita dall'Italia con 1,8 milioni di ettari, il 15%. In Veneto ci sono poco meno di 20.000 ettari bio, solo l'1,1% del totale italiano, dove la propensione ad investire, pur superiore che nella UE, avviene su superfici di ridotte dimensioni. Nell'Unione Europea la maggior parte dei 12 milioni di ettari bio è costituita da prati e pascoli, colture foraggere e cereali, mentre tutte le altre colture detengono ciascuna una quota di superficie inferiore al 5% del totale. L'Italia è lo Stato membro con il maggior numero di ettari investiti a cereali, ben 299.000, il 16% del totale. Il Veneto ne ha solo 5.500, il 2%. Per il vino l'Italia, con 103.500 ettari, concentra un terzo della superficie europea di vigneto biologico, dietro la Spagna che raggiunge quota 34%. In Veneto gli ettari sono circa 4.500, un valore superiore a quello della maggior parte degli altri Stati membri europei.